Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Finalmente vetrino nuovo. C'è una leggerissima brezza. Leggerissima. L'inizio è di qua, vero? E noi facciamo quale? La Madonna del Forno e poi quello degli scalpellini. Scalpellini. Inizio del percorso lì dove ci sono le due sbarre. Grazie Ciocco per i bastoncini. E di qua si va su. Qua tira meno aria invece. What? Sto parlando. Sono fermata infatti a spogliarmi perché faceva già un caldo boia. E adesso si sale. Che bello che ho il vetrino nuovo. What? Carino. Adesso prendiamo il sentierino che va su di qua. Ho deciso che vengo a fare Capodanno qui quest'anno. Vengo su 3 giorni prima, mi prenoto questo posticino e guardo i fuochi d'artificio dall'alto. E facciamo questo. Adesso il sentierino è tutto così. Non ho neanche la torcia. Pipistrello. Almeno mi viene addosso. Che ansia. Non c'è più eco. No. Prosegui di qua. Aiuto. Dove mi porti? Ah no, si ferma qua. Sì. Via. Eri tu? Palulla. Ah. Oh, luce. C'è un'altra galleria. Si riesce ad andare qua? Sì. Stay. E questa esce di qua. C'è una finestrella. Permesso. Avanti lo stesso. Occhio al crogno. Aia, infatti. Ma che figo. Che carino. Già. Adesso questa è una parte al sole.
che se metto un sasso io crolla tutto. Vov. Ma che carino! Kawaii. Siamo quasi arrivati perché là c'è, là sopra c'è l'arrivo. Facciamo quest'ultimo pezzettonzo qua. È un sentiero molto carino, tranquillo, corto, un pochino ripidino. Sasso, fermati. Ok, si è fermato. No, che non uccido qualcuno sotto. Ah, sei qua? Non hai sentito il mio e quindi non ti ho sentito. Boh, adesso funziona. Adesso noi che strada facciamo? Costa Lunga. Questa. Di qua. Rifugietto i Templari. Che carino. Qua si può arrivare anche con la carrozzina, se si è disabili. È fatta apposta per le carrozzine. Poi andiamo a vedere dove tocca questo sentierello e poi saliamo giù di qua. Sì dai, tanto è in piana. Discesina un po' discesosa. Abbiamo appena visto i daini. Belli vicini. E sono andati verso su. Là in fondo però non si vede. Sicuramente non si vede. Siamo ritornati da San Giuseppe e adesso si ritorna alla macchinina. Ci abbiamo messo 3 ore e 18 a farlo tutto.